Benvenuti, oggi è sabato 24 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:08. La luna si leva alle 3:32 e cala alle 17:13. Oggi si festeggia la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Maria deriva dall'ebraico Mariam e significa principessa signora. La giornata europea dei parchi si festeggia ogni anno il 24 maggio per iniziativa della Federazione Europea dei Parchi. Ricorda il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa. In Italia i primi parchi nazionali furono creati nel 1922. Sono quelli del Gran Paradiso e d'Abruzzo. Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è invece stato istituito nel 1993. Compie oggi 84 anni Bob Dylan, autentica leggenda della musica. Il cantante e poeta statunitense, nato Robert Allen Zimmerman, ha cambiato nome nel 1962. Oltre ad aver di fatto creato la figura del cantautore contemporaneo, è considerato l'ideatore del folk rock e nel 2016 gli è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Auguri anche a Christine Scott Thomas, l'algida attrice britannica naturalizzata francese che compie 65 anni. La ricordiamo per i suoi modi sofisticati ed eleganti in 4 matrimoni e un funerale e per la candidatura all'Oscar per Il paziente inglese. Infine facciamo gli auguri a Priscilla Presley che compie oggi 80 anni. La celebre ex moglie di Elvis Presley è stata attrice in film come Una pallottola spuntata. Si dice che il ponte di Brooklyn sia uno dei simboli più rappresentativi di New York City. Ma sapete che per ben 20 anni questo ponte era il più lungo del mondo? È stato progettato da un ingegnere tedesco e inaugurato il 24 maggio del 1883, dopo 13 anni di sforzi e il sacrificio di 27 operai. Oggi il primato spetta alla Cina, ma quello di Brooklyn rimane un'icona della città e il miglior punto di osservazione del profilo stupefacente di Manhattan. Ma gli animali risentono dello stress come gli esseri umani? La risposta è sì. In particolare alcuni studi hanno riportato risultati molto evidenti nel caso di varie specie di uccelli delle Galapagos, che mostrano un comportamento sempre più aggressivo. Un tempo isole selvagge incontaminate oggi stanno vivendo un boom di popolazione, dovuto anche a quello del turismo, con una crescita del 6% su base annua. Gli animali in questione, abituati al rumore del traffico, cantano più a lungo e a volume più alto, probabilmente nel tentativo di sovrastare le auto. Buon weekend ai 12, il weekend inizia con una splendida luna congiunta a Venere. Le signore dello zodiaco sono in vena di romanticità. Cosa accadrà nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, questo stupendo trigono Venere-Luna con Marte e Leone nei vostri gradi è stupendo, vi assicura l'inizio di un weekend all'insegna della romanticità e della passione. Toro, per quello che riguarda voi, il Mercurio sta cominciando a diventare un po' chiacchierone, proprio perché congiungendosi a Urano vi farà arrivare delle notizie, delle mail e dei messaggi inaspettati, sorprendenti e gradevoli. Gemelli, la giornata oggi inizia con una grande energia, proprio perché il Sole da poco nei vostri gradi ha un bellissimo trigono con Plutone e coinvolge anche Saturno e Nettuno. Inizia un periodo per voi alla grande per tutto ciò che riguarda il lavoro e la comunicazione. Cancro,
Una giornata oggi che vede la vostra dea Luna congiungersi alla dolce Venere e oggi si può solo parlare di romanticità, di passione. Dopo la nostalgia degli altri giorni, oggi vorrete essere abbracciati e confortati. Leone, una giornata molto bella proprio perché le signore dello zodiaco Luna e Venere sono in trigono a Marte che ospitate nei vostri gradi, passione, intensità e sicuramente un'ottima riuscita e anche dei piccoli colpi di fortuna oggi. Vergine, un po' snobbati dagli altri pianeti, vi ricordo che da domani avrete una gran bella sorpresa, tutto sembrerà più leggero e decisamente meno farraginoso, dovrete solo per tutto il mese successivo concordare ed affrontare dei punti di vista diversi che lo zodiaco però vi metterà davanti. Bilancia, a proposito di avere davanti qualcosa, Venere e Luna sono opposte entrambe ai vostri gradi e Marte che fa punto di talete e forse dovrete semplicemente riuscire a essere un pochino più assertivi, a prendere delle decisioni forti e anche a riservarvi il giusto spazio per la passione. Scorpione, una giornata oggi che lascia spazio ai pensieri, alle emozioni e alle sensazioni. Oggi Mercurio e Urano sembrano comunque in buon aspetto con Plutone, il che non guasta. Potreste semplicemente venire a sapere delle cose di persone che non vedete da tempo. Sagittario, una giornata oggi che vede l'appoggio planetario di Luna e di Venere che riescono a sistemare tutto in amore. Solo Giove ancora vi fa soffrire un po', ma non vi preoccupate perché da domani avrete un grande appoggio. Capricorno, oggi è l'ultimo giorno in cui Saturno è in aspetto di sestile con l'ultimo dei vostri gradi. Il vostro pianeta sta per trasferirsi in Ariete e quindi da domani cambierà la vostra energia. Acquario, giornata oggi molto bella proprio perché il Plutone che ospitate nei vostri gradi fa un bellissimo trigono al Sole, al vostro pianeta Urano, a Mercurio e tutto sembra essere di nuovo bello e gestibile. Ci sarà una grande sorpresa da parte di Saturno domani, Saturno è anche uno dei vostri pianeti. Ma già è il rapporto di sestile con Plutone, quindi a tutta birra. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che vede il vostro Nettuno transitato in Ariete volere convincere Saturno a fare un balzo in avanti. Oggi è l'ultimo giorno in cui ospitate Saturno, esultate e gioite, da domani sarete molto più leggeri. Quali cose ha creato Dio? Questa semplice frase rappresenta un momento cruciale nella storia delle comunicazioni. Si tratta del primo messaggio telegrafico inviato da Samuel Morse nel 1844, esattamente il 24 maggio di quell'anno. Inviato da Washington, questo messaggio è arrivato fino a Baltimora, aprendo la strada a un nuovo modo di comunicare che avrebbe cambiato il mondo. Oggi vi presentiamo una vera chicca, Spill the Beans, che tradotto letteralmente significa versare i fagioli. Ma qual è il senso? Questa espressione è usata per riferirsi a qualcuno che rivela un segreto o un'informazione confidenziale. In italiano si può tradurre con vuotare il sacco. Risale al sistema di voto greco che utilizzava un fagiolo nero per il no e uno bianco per il sì. Quindi quando qualcuno versava i fagioli rivelava il proprio voto e quindi il proprio segreto. Quindi state attenti a non versare i vostri fagioli troppo facilmente. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi raccontiamo la storia di uno dei più stravaganti pittori del Rinascimento, Jacopo Carucci, noto come Pontormo. Il suo stile eccentrico non era sempre apprezzato dai suoi contemporanei, ma il suo genio era indiscutibile. Ma non era solo il suo modo di dipingere ad essere singolare.
Pontormo era anche un perfezionista, ipocondriaco che registrava tutto, dalla sua dieta ai suoi malanni. Viveva in solitudine in un tugurio inaccessibile, isolato dal mondo con un ponte levatoio appositamente costruito. Nonostante tutto questo, la sua arte ha raggiunto il successo solo nel Novecento, quando è stata rivalutata e apprezzata. Ci salutiamo con la frase del giorno. Alcuni portano la felicità ovunque vadano, altri quando se ne vanno. Anche l'appuntamento di oggi è volto al termine. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani per un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.